Chiedo scusa in anticipo ai sostenitori di Sport Sicily, però oggi non voglio parlare di calcio. Oggi voglio parlare del fatto che la federazione ancora non ha rispetto del lavoro delle persone, non ha rispetto del lavoro delle società che fanno tanti sacrifici per partecipare a questi campionati. Oggi è riuscito quasi a far litigare due squadre in cui in campo c'erano tanti amici, gente che si conosce da tanto tempo, e per la sua conduzione folle e scellerata oggi la partita non si è potuta praticamente giocare mai perché i nervi erano tesi, a prescindere dagli episodi. Che a fine gara io non voglio parlare, non voglio entrare nel merito delle decisioni, che poi secondo me sono palesi, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare del fatto che una gestione scellerata non permette a due squadre di poter giocare una partita di calcio. È colpa sempre della federazione che con i sacrifici della società, delle società e dei club si permette il lusso di mandare arbitri da fuori e venire qua in maniera inadeguata ad arbitrare partite come queste. Oggi non parlo di nient'altro, chiedo scusa ai tifosi di Sport Sicily, io non sono una persona che vuole parlare di arbitri, nemmeno oggi voglio parlare di episodi, perché non ne parlo, ma della gestione scellerata di queste persone oggi ne parlo e basta così, non è una partita di calcio oggi. Grazie e buona serata.